Eccoci qua alle 7:31 e niente, sono delle giornatine un po' così. Un bacione, grazie Tiziano Campigotto e Mario Cecrezzi, ma soprattutto buongiorno Giovanni Candussio. Buongiorno a voi, buongiorno. Ben arrivato. Grazie. Solitamente molto impegnato sulle sere, oggi ti facciamo fare una giornata lunga. Oggi si inizia dal mattino, ma finiamo la sera. Finiamo la sera, sì, perché partiamo da stasera, c'è già un evento. Esattamente, stasera c'è Daniele Silvestri al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, cantautore romano, insomma molto famoso, tornato in vetta alle classifiche. Questa con sera un album molto bello. Molto bello, che si chiama Acrobati. Consiglio. Bene. Il concerto, andate. Questa sera c'è l'unica tappa in Friuli Venezia Giulia proprio al Teatro Nuovo, alle 21, ci sono ancora dei biglietti, chi vuole, insomma, ci trova là. C'è ancora tempo quindi c'è ancora eventualmente. tempo. Ok, perfetto. Beh, ovviamente con te, per Azalea, parliamo di tutto quello che ci aspetta per l'estate, si dice di solito, ma insomma da qui in poi, ecco, mettiamola così a livello di grandi eventi distribuiti su tutto il territorio. Da cosa partiamo? Potremmo partire da un annuncio relativamente fresco di una rassegna che per noi è molto importante, che è il Grado Festival Ospiti d'autore. Abbiamo presentato la scorsa settimana la 9ª edizione, questa è una rassegna molto particolare, storica, si svolge proprio sul mare. Un luogo bellissimo, esatto, in una location suggestiva. Una piccola bomboniera, sì, proprio ci piace ricordarlo sempre e a questo si associa anche un cast sempre di livello molto alto. Abbastanza selezionato anche, sì, no? Sì. Possiamo vedere qualche immagine proprio che anticipa quelli che sono gli ospiti previsti per questa edizione. A partire da Ornella Vanoni. Il 5 luglio sarà quella che viene chiamata la signora della musica italiana ad aprire il calendario. Seguiranno poi Luca Carboni l'11, il cantautore bolognese, e poi due nomi internazionali di assoluto livello che sono Ian Anderson dei Jethro Tull, band che ha venduto più di 60 milioni di dischi, e Steve Hackett dei Genesis, chitarrista e anima, che ha fatto altrettanto se non di più, quindi insomma due nomi potete capire che fantastici. insomma ci sono veramente nomi di livello ed è un festival che anche qualitativamente spicca. Esatto, questo è proprio quello che questa rassegna vuole fare e lo fa da tanti anni, mischiando appunto un accontentando gusti diversi, esatto, italiani, internazionali, ma comunque variegata. i nomi di rilievo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dal 5 luglio in poi quindi questo per quanto riguarda Grado, si va da una parte all'altra poi della regione, c'è anche Tarvisio, non so se avete già qualche anticipazione. Tarvisio, il No Borders arriverà sicuramente, ci stiamo lavorando di solito. Io ci provavo. Vabbè, ma di solito manca poco, insomma in queste settimane viene definito un po' tutto il programma. A maggio diciamo che potremmo avere a maggio sicuramente un il No panorama Borders, completo. che quest'anno fa la 21ª edizione, quindi anche quello è un festival. Non possiamo neanche fare un indovina chi? Possiamo dire che anche lì ci saranno una buona parte internazionale per ora, ma non fatemi dire di più. Ok. Salterei invece dall'altra parte della laguna, della nostra riviera, andando a Lignano, perché anche Lignano, insomma, già dall'annuncio di Vasco che ha fatto tanto rumore, aprirà la stagione il 18 giugno, questo grande concerto di Vasco, poi sono stati aggiunti anche altri eventi. Un grande happening metal è sicuramente quello degli Slayer, che è uno dei nomi. A Lignano si riscopre un po'. Si riscopre un po' metal, esatto. E saranno l'11 luglio all'Arena Alpe Adria, come dicevo, è uno dei nomi che ha fatto la storia di questo genere, assieme ad altri, tipo possiamo citare Metallica, Anthrax, Megadeth, insomma chi è appassionato di questo genere è sicuramente in fibrillazione. Sì, decisamente sì, questo era un gruppo che attrarrà, immagino, anche diversi insomma, turisti e fan che vengono dall'estero. Sicuramente abbiamo già moltissime richieste di informazioni anche dall'estero, questi sono nomi che attirano tantissimo dall'Austria, dalla Slovenia, ma anche dalla Croazia, insomma è un pubblico che si sposta facile. Sì, e poi c'è anche un altro gruppo che è stato annunciato. E poi tornano i Subsonica. Che festeggiano un importante anniversario. Esattamente, questo è un tour importante perché è quello dei 20 anni, 1996-2016. I Subsonica, anche loro, in Italia, hanno fatto storia, perché il rock elettronico lo hanno ufficialmente portato avanti loro. Sì. Ma prima dalle atmosfere un po' metal, così passiamo invece ad atmosfere di altro genere. Ludovico Einaudi, anche in questo caso abbiamo qualche immagine. Quando e dove? Ci spostiamo a Trieste, il contenitore è Live in Trieste, sono 3 grandi concerti in Piazza Unità d'Italia, inizia proprio il maestro Einaudi sabato 9 luglio, ecco vediamo
le immagini. Anche qui una location beh sì, meravigliosa, fiato, meravigliosa, soprattutto per un concerto di questo tipo. Insomma, Einaudi è uno dei nostri più grandi rappresentanti, veramente ha suonato nelle concert hall più famose e prestigiose di tutto il pianeta, e Piazza Unità insomma si presta benissimo sì. ad accogliere uno spettacolo di questo tipo. Sarà il 9 luglio, ma si presta bene in realtà anche per i grandi concerti rock, perché ne abbiamo fatti, basti pensare ai Green Day che abbiamo fatto, insomma lì arrivano anche gli Iron Maiden, quindi altro nome, diciamo che non bel andiamo cambio. Una bella doccia scozzese stiamo facendo da un'atmosfera all'altra. A tal proposito, poi torniamo un attimo sulle date, però è cambiata un po' la geografia dei concerti in Friuli negli ultimi anni, con Trieste che magari ha un po' ripreso un predominio, se così si può dire, anche insomma se non è magari proprio il termine esatto, su Udine dal punto di vista dei grandi concerti, o no in realtà? Gioco forza, la geografia si è un po' spostata. La capitale è stata Udine per diversi anni, non è detto che ritorni a essere, è stata solo una contingenza, si è spostata su Trieste, insomma il fulcro, anche perché la disponibilità di spazi negli ultimi anni ha determinato questo. Udine purtroppo, soprattutto per quanto riguarda i tour invernali, manca di un palasport. I concerti nei palasport per il periodo autunno, inverno, primavera sono una cosa. A Pordenone noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto tanti bei nomi, l'ultimo Francesco De Gregori per dire, o i Negrita. A Trieste ultimamente abbiamo fatto Scorpions, Max Pezzali, Cesare Cremonini, insomma un palazzetto dà sicuramente un'opportunità in più. Dicevamo, geografia che si è spostata, ma può anche rispostarsi, nel senso quando... Però in realtà si è anche un po' allargato, nel senso sì, non c'è più Udine come fulcro, però c'è anche il Festival di Maiano, chiama grandi nomi, piuttosto che Lignano, dove è stata recuperata l'arena Alpe-Adria, che non veniva utilizzata da anni. Insomma, sì, a parte noi difficilmente veniva utilizzata. Sì, comunque possiamo dire la regione Friuli-Venezia Giulia può ospitare un po' ovunque la musica, e noi tentiamo di portarla veramente dal mare ai monti, proprio dalle spiagge alle montagne o ai laghi di montagna. Sì, ai monti proprio perché insomma ricordiamo qualche evento proprio particolare, cioè in mezzo, en plein air, insomma, decisamente. Ce ne sono stati e probabilmente ce ne saranno ancora. Dicevamo, Festival di Maiano, una rassegna che fa 56 anni quest'anno. Compleanni importanti. Sì, esatto. Verrà presentata tra l'altro in conferenza stampa domani, approfitto per ricordarlo. Quindi anche qui quest'anno ci sarà Max Pezzali, un altro grande nome metal, possiamo dirlo, gli Anthrax, ci saranno poi i Creedence Clearwater Revived, per i grandi appassionati di rock anni 60-70, e i Modena City Ramblers, che sono un gruppo folk il più rappresentativo che c'è. 4 concerti di cui 3 ingresso gratuito, richiameranno come sempre decine di migliaia di persone, c'è da dire. Prenotate. Abbiamo ancora qualche immagine? Mica, è vero, ecco, non abbiamo parlato di nome che coinvolge un po', insomma, ci abbassiamo magari un po' d'età, ma non necessariamente, perché certo, quindi andiamo uno spettro ampio. Andiamo sul anche pop. un legame con questa regione, insomma, che si fa sempre più un forte. Fisso, è vero, si può dire. È vero. Mica è stato qui parecchio, ha registrato a Udine il video di Hearts, che poi è diventata anche colonna sonora del film di Ivan Cotroneo, che ha fatto tanto successo e tanto parlare di sé per i temi che affronta. Comunque lui è un'icona pop internazionale, a tutto tondo, insomma anche lui ha venduto 20 milioni di dischi, ha fatto una ventina di canzoni che sono diventate super hit mondiali, è uno che sul palco veramente dà tutto. Quindi sarà a Trieste lui, in Piazza Unità, il 28 luglio, e chiudiamo così. Altri nomi che ci siamo magari dimenticati? Beh sì, assolutamente, abbiamo Carlos Santana. Questo non potevamo dimenticarlo. Tornando ai numeri, più di 100 milioni di dischi venduti, circa una decina di Grammy Award, insomma un mostro sacro della musica mondiale, chitarrista, lo sappiamo, statunitense ma di origini messicane. Arriverà a Cividale del Friuli eccezionalmente, questo è un evento straordinario, per la grande anteprima musicale del Mittelfest 2016, sarà il 13 luglio al Parco della Lesa. Sì, ovviamente ci sono tante date, io stavo cercando di prendere appunti ma poi ho detto no, c'è la pagina Facebook, c'è il sito, quindi... Cioè, mi avevi detto, stimato un evento ogni 2 giorni? Nel mese di luglio ci si aggira su uno ogni 2 giorni. I friulani hanno l'imbarazzo della scelta. Assolutamente. Comunque sì, abbiamo detto tanto.
appunto trovate tutte le informazioni, Esatto. gli eventi, i prezzi eccetera su www.azalea.it, questa è la nostra pagina Facebook. E questa è la nostra pagina Facebook dove Grazie vediamo per esempio mille. Gianna Nannini, 20 aprile a Rossetti, poi Max Gazzè, un altro nome giusto così per Max Gazzè a Udine. Ricordiamo gli l'8 eventi luglio di al Udine, Castello, sì, esatto, al Castello di Udine. Max Gazzè, altro cantautore dei più forti nostri, arriverà al Castello appunto venerdì 9 luglio con Maximilian Tour. Picco in luglio, dicevamo, ma poi si va comunque avanti perché si parla spesso dell'estate, ma insomma state già ovviamente lavorando su tutto l'anno, su tutto questo 2016. Sì, stiamo già lavorando su settembre-ottobre, ma anche sull'autunno. Abbiamo già annunciato un concerto di Francesca Michelin, ma sarà a Treviso, quindi non riguarderà il Friuli Venezia Giulia. Però insomma siamo qua vicino e a breve arriveranno altri grandi nomi per settembre sicuramente. Però insomma è bene finire prima l'estate, anche se noi gioco forza. Senza anticipare nulla, però diciamo orientativamente come fascia d'età o come, non so, i prossimi annunci, anche pensando a Treviso, di pubblico piuttosto che magari di genere. Come sempre obiettivo qualche nostro indizio così è quello di ecco. dare un contenuto che sia eterogeneo, perché è giusto accontentare tutti, quello che tentiamo di fare da sempre. Quindi avremo su Lignano ancora degli eventi per i giovani, su Tarvisio degli eventi per un pubblico giovane e meno giovane, insomma sempre nomi molto spendibili, e avremo ancora modo di accontentare tutti anche a settembre, quindi seguiteci in questi giorni particolarmente perché potrebbero sbloccarsi tante cose. Lo faremo sicuramente. Intanto grazie per averci dato queste anticipazioni, questa agenda musicale per l'estate. Mi pare che comunque ci sia voglia di musica, cioè che si risponda, che anche il pubblico friulano risponda. La voglia di musica c'è sempre stata, nonostante la crisi, ovviamente il settore è stato colpito perché se una persona prima vedeva 10 concerti all'estate, magari si seleziona, ma la voglia di musica c'è sempre stata e speriamo che sempre ci sia. Però insomma se ci sono anche eventi gratuiti, anche questo certo, sicuramente è un venire incontro questo da parte nostra è il minimo che alla possiamo platea fare di quando pubblico. possiamo. Bene, per chi vorrà appunto stasera lo ricordiamo, Daniele Silvestri, c'è ancora qualche posto libero. Intanto ti ringraziamo, buon lavoro per questo tour de force. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie Giovanni Candusso, noi ci vediamo tra poco, istruiremo Marco Virgilio che provveda ad un luglio consono ai concerti. Sì, mi raccomando. Non sarebbe male, a tra poco.